Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Accoltella un compagno di scuola per difendersi dall'ennesimo episodio di bullismo. A Palermo un undicenne ferisce un polmone un quattordicenne che fortunatamente non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. Individua la vittima, la segue e poi la aggredisce per rubargli il telefono. In un video la dinamica della rapina violenta ai danni del turista polacco in pieno centro storico a Catania. L'uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni, convalidato il fermo dell'extracomunitario. Ragazzi dentro, siamo entrati nel penitenziario di Catania Bicocca per raccontarvi le storie dei giovani detenuti e di chi li accompagna nel loro percorso di recupero. Come stanno le acque del nostro mare? Tra tropicalizzazione e scarichi abusivi, gli ecosistemi delle nostre coste non godono sempre di ottima salute. Una nostra troupe ha seguito i campionamenti dell'ASP nella riviera dei Ciclopi ad Aci Trezza. Saranno 12 parlamentari siciliani nella nuova commissione bicamerale antimafia che si insedierà nel giorno della strage di Capaci. Tra deputati e senatori di tutti gli schieramenti politici, anche l'ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato. L'Università di Catania in festa con il Palio d'Ateneo. Tra gare e goliardia, 3 giorni di competizione tra oltre 2000 studenti per conquistare l'ambito Vessillo. Calcio, ultima giornata di campionato in Serie B. Il Palermo stasera in campo contro il Brescia, si gioca il pass per i play-off. Al Barbera prevista 30.000 spettatori. In Serie C il patron Sciotto mette in vendita il Messina. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con un caso di cronaca che arriva da Palermo perché ci sarebbe una dolorosa storia di bullismo dietro l'accoltellamento di ieri di un 14enne da parte di un ragazzino di 11 anni. Il ragazzo più grande sta meglio, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto è successo. Marco Gullà. Sono stato aggredito da un compagno di scuola più piccolo. Il 14enne accoltellato ieri a Palermo da un 11enne lo ha detto mentre lo stavano curando nell'area critica del pronto soccorso dell'ospedale civico. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una dolorosa storia di bullismo. L'11enne avrebbe subito continue angherie. Così ieri è andato a scuola con un coltello e al termine delle lezioni l'ha colpito in via Guastella, a pochi metri dalla scuola che frequentano entrambi. Siamo stati oggi al pronto soccorso del civico dove il 14enne è ricoverato in condizioni per fortuna non gravi. Il ragazzo ha condizioni cliniche stabili, non presenta in questo momento rischi evolutivi ed è trattenuto solo a scopo precauzionale per valutare a distanza di tempo questa lesione determinata a livello polmonare che però non desta sinceramente preoccupazione. Cosa è successo? Le ha detto qualcosa il ragazzino? Beh, il ragazzo non ha parlato delle circostanze con noi ma con le forze dell'ordine. Sappiamo che c'è stata una colluttazione con un coetaneo, con un minore, che lo avrebbe aggredito con un'arma da taglio, procurandogli 2 ferite al torace e alle mani, evidentemente nell'intento di difendersi. Una lite che poteva avere conseguenze peggiori. Abbiamo chiesto ad un insegnante che da anni studia il fenomeno del bullismo cosa può scatenare una ferocia così dilagante da parte di un adolescente. Una rabbia del genere è frutto di una rabbia repressa nel tempo, quindi sicuramente il bambino avrà subito per diversi giorni e per diversi mesi quello che potrebbe essere una forma di bullismo che proprio in quanto reiterato nel tempo poi ha sfociato in questa aggressione che ha portato a questa tragica vicenda. La scuola oggi è rimasta chiusa per disinfestazione, bocche cucite, nessuno parla dell'accaduto e forse il problema di una nuova ed ennesima storia di bullismo è proprio questo. E adesso vi proponiamo le immagini che mostrano la violenta rapina subita a Catania da un turista polacco che da giorni si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Ad aggredirlo un extracomunitario per il quale il GIP ha convalidato il fermo. Ce ne parla Adelaide Barbagallo.
Eccolo il video dell'aggressione al turista polacco, l'uomo di 35 anni che dal 12 maggio, dopo essere stato rapinato di un iPhone, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi di Catania. Il suo caso ha suscitato un moto di indignazione generale. Siamo in Via Neve, nei pressi di piazza Stesicoro, in pieno centro. Un giovane extracomunitario irregolare, probabilmente di nazionalità magrebina, segue il turista. Vediamo il polacco in jeans e scarpe da ginnastica, sembra accorgersi di essere seguito e prosegue. Dietro di lui, in tuta nera, l'extracomunitario che ad un tratto lo afferra, lo colpisce al volto. La vittima cerca di reagire, poi cade a terra, batte la testa. In ospedale arriverà con una grave emorragia cerebrale. Il polacco è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, le sue condizioni restano gravi. 3 giorni dopo, il 15 maggio, l'extracomunitario viene fermato. La polizia è arrivata a lui incrociando testimonianze, esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza e controllando i social network. Il giovane è stato fermato con ancora gli indumenti indossati il giorno della rapina. Ha tentato la fuga per 2 volte, opponendo resistenza agli agenti e alla squadra mobile che, dopo averlo bloccato, hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Il GIP di Catania, accogliendo la richiesta della procura, ha poi convalidato il fermo dell'extracomunitario che si trova nel carcere di Piazza Lanza. Deve rispondere di rapina, percosse, lesioni gravissime e omissione di soccorso. Diamo una notizia appena battuta dalle agenzie. Il presidente della regione Renato Schifani, facendo seguito alle interlocuzioni avviate da alcuni giorni con il Ministero della Salute, ha autorizzato l'ASP di Messina a concedere una proroga tecnica di 6 mesi a decorrere dal 1° agosto della convenzione per il centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo tra l'Istituto Bambin Gesù di Roma e l'ospedale San Vincenzo di Taormina. Il tema della vita in carcere è tornato di attualità negli ultimi giorni a causa di alcuni episodi di cronaca e riguarda anche i giovani. Siamo entrati nel carcere di Bicocca a Catania per raccontarvi le storie dei ragazzi detenuti e quelle di chi le segue nel loro percorso di rinascita. Ce ne parla Giusy Lazzara. Ci sono le sbarre, i cancelli di ferro e la sorveglianza della polizia penitenziaria. Entrando nel carcere minorile di Bicocca a Catania, le barriere con l'esterno sembrano però allontanarsi. Il tempo di oggi non è il tempo dell'arresto, lo hanno scritto i ragazzi caduti nella spirale dei guai e toccato il limite. Diego Luigi, 21 anni, e Franco, 24, i nomi sono di fantasia, in carcere da più tempo. Hanno commesso reati quando ancora erano minorenni. Gli sguardi diretti negli occhi, la voglia di dimostrare che qualcosa è cambiato. Ci sono giornate tipo che uno può essere un po' più così, però alla fine si sa, se uno tipo si è qui dentro si sa perché o quello che ha fatto e perciò uno si deve prendere le sue responsabilità anche, ha capito? Non può causare tipo dei danneggiamenti, queste cose, sa che ha fatto un errore e anche l'errore devi stare. Nelle aule i ragazzi seguono le attività quotidiane, dalla scuola ai corsi professionali di informatica, alle lezioni di alfabetizzazione per i detenuti stranieri. C'è anche un orto solidale in un terreno strappato alle erbacce. Si sta insieme quasi tutto il giorno. Alle 8 di sera si entra nella cella per dormire e la porta si chiude a chiave. La libertà significa tutto, essere libero, un uomo libero, diciamo, con la mia età che ho, è bello essere fuori, fare determinate cose come fanno tutti gli altri ovviamente. Libero, essendo libero di tutto, che nessuno ti dice niente, nessuno fa niente, cioè, ti obbliga a fare qualcosa, cioè libero, essere liberi. Poi c'è fuori, oltre le mura e le sbarre, un altro mondo da scoprire con occhi nuovi. Uno qui dentro poi cambia e quando esce vede il mondo tutto in maniera diversa. Io me ne sono reso conto quando andavo a lavorare fuori, cioè, prima vedevo il mondo in un determinato modo, sono uscito e tutte quelle che erano le mie certezze, tutto quello che io conoscevo del mondo è totalmente scomparso e è cambiato tutto. Il gazebo in mezzo al giardino è diventato un'area per accogliere i parenti in visita dei minori detenuti. Tutto racconta della cura e dell'impegno di chi da 30 anni vive accanto ai ragazzi e non solo per lavoro. Io vorrei che ci fosse invece un modello proprio operativo costante in cui un ragazzo che è pronto per la fuoriuscita o per fine pena o perché accede a una misura alternativa alla detenzione abbia un sostegno strutturato di accompagnamento educativo all'esterno. Questo ancora non c'è.
Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché perseguitava la sua ex convivente, una giovane di 20 anni più giovane, minacciandola addirittura di divulgare video intimi se non avesse ripreso la relazione che la ragazza aveva troncato dopo 13 anni, 2 dei quali appunto di convivenza. I militari dell'Arma hanno bloccato l'uomo mentre tentava di fermare la ex per strada, denigrandola, insultandola a gran voce e mostrando persino ai passanti i contenuti di video intimi contenuti nel suo telefonino cellulare. La giovane nel frattempo si era rifugiata all'interno di un condominio. Fra acquazzoni e bufere di vento, cambiamo argomento, l'estate sembra ancora lontana, ma in vista della stagione balneare il litorale viene monitorato dall'ASP di Catania che effettua periodici prelievi dell'acqua. La nostra troupe è andata con loro ad Aci Trezza. Lorena Dolci. A bordo del gommone messo a disposizione dalla riserva delle Isole Ciclopi, i tecnici dell'ASP di Catania sono pronti per la missione speciale, verificare la qualità delle acque. Sono 15 punti sotto controllo nel litorale catanese monitorati periodicamente. Oggi tocca ad Aci Trezza e noi ci imbarchiamo con loro. Qui nel porto è pienissimo di meduse, guardate, ce ne sono centinaia, di tutte le dimensioni. Circumnavighiamo l'isola Lachea, la più grande di questi scogli suggestivi, per raggiungere i 2 punti dove effettuare i prelievi. Tra i primi parametri da controllare, la temperatura del mare. 18 gradi? 18 gradi. Non c'è bisogno di essere climatologi per capire quello che sta succedendo. Lo sa anche il nostro capitano, un vecchio lupo di mare. In base al periodo, secondo me, c'è un paio di gradi in più. Ci stiamo tropicalizzando. Siamo all'imboccatura del Porto Vecchio di Aci Trezza e quello che vedete alle mie spalle è lo scarico a mare Fognario, uno scarico incriminato perché riversa in piena riserva e che dovrà essere collegato attraverso il collettore al depuratore di Catania di Pantano d'Arci. Dalla costa qua questi liquami vengono dispersi oppure voi di solito che tipo di risultati avete? C'è quando va bene, c'è quando va male e quando va male si fanno le limitazioni. La normativa nazionale ne prevedeva di più campionamenti. Con l'entrata in vigore delle normative europee il campionamento è ridotto una sola volta al mese. Secondo lei è sufficiente una volta al mese? Secondo me no. I campioni d'acqua così raccolti vengono inviati al laboratorio dell'ASP che controlla la carica batterica, colibatteri ed Escherichia coli. Le indicazioni vengono poi trasmesse al comune di Aci Castello per gli eventuali provvedimenti da adottare. Il sindaco non sembra preoccupato. L'anno scorso, ad onor del vero e grazie a Dio, i risultati sono stati sempre ottimi. Le speranze sono però appuntate sul completamento del collettore che dovrà collegare la fognatura a Pantano d'Arci. Ci sono stati dei problemi con gli enti gestori dei sottoservizi per gli spostamenti dei sottoservizi dove si devono realizzare le vasche di sollevamento. I lavori dovrebbero completarsi nel maggio del prossimo anno, poi ci vorrà del tempo per le altre procedure. Nel frattempo questo, come altri canali, continuano a scaricare in mare. Sotto di noi scorre il canale di Aci Trezza, un canale di scolo. Guardate con che potenza affluiscono queste acque melmose e non vi dico l'odore disgustoso, acque che poi finiscono in mare. Adesso ci occupiamo di Etna, una debole attività stromboliana interna al cratere di sud-est è in corso appunto sul vulcano. Il tremore, dopo il massimo di ampiezza raggiunto verso le 17 di ieri, ha mostrato ampie oscillazioni attualmente in una fase di decremento. Secondo quanto emerso dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dopo la fine dello sciame di ieri sono stati registrati solo pochi eventi sismici di bassa energia. La Protezione Civile ha modificato il livello di allerta da verde a giallo, tutte le escursioni dirette ai crateri sommitali oltre quota 2000 metri sono state vietate con apposite ordinanze dai sindaci di numerosi comuni alle falde del vulcano. E adesso la politica, sono 12 i parlamentari siciliani che entreranno a far parte della nuova commissione parlamentare nazionale antimafia, rappresentati tutti gli schieramenti politici, c'è anche l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato. Maglio Viola.
12 siciliani per la Commissione Nazionale Antimafia. L'organismo parlamentare si costituirà il 23 maggio, non certo una data qualunque, una come le altre. Proprio martedì prossimo, nell'anniversario della strage Falcone, infatti è stata convocata la Commissione parlamentare antimafia per procedere alla sua costituzione. Il tutto avverrà nella sede di Palazzo San Macuto. Lo ha reso noto in aula a Palazzo Madama il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. A far parte della commissione sono stati chiamati ex magistrati come Roberto Scarpinato, eletto coi 5 Stelle, ma anche parlamentari indipendenti di area, De Luca come Daphne Musolino. In commissione anche il segretario del PD siciliano Anthony Barbagallo, ma anche Vincenza Arrando, Raul Russo di Fratelli d'Italia, Salvatore Sallemi, Daliana Ternullo, Anastasio Carrà, Giuseppe Castiglione, Francesco Gallo, Giuseppe Provenzano, la leghista Valeria Sudano. La pattuglia regionale sarà dunque molto nutrita. In complesso i parlamentari che comporranno la commissione sono 49, dunque un quarto verranno dall'isola. Il presidente sarà quasi certamente Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia. Su di lei però c'è Bufera. L'opposizione la indica come vicina alla versione nera negli anni passati. Lei nega di aver qualsiasi cosa di cui vergognarsi, ma i 5 Stelle propongono 2 alternative: gli ex magistrati Cafiero De Rao e il siciliano Roberto Scarpinato, ma difficilmente queste indicazioni passeranno in sede di votazione giorno 23. Parliamo ancora in qualche modo di politica, perché dopo 45 giorni, hanno appena battuto le agenzie, il ricovero dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi finisce. È stato dimesso ed è uscito stamani dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato, pensate, dal 5 aprile scorso per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. A Catania si conclude oggi la 3 giorni di sfide del 18° Palio d'Ateneo di Catania. Oltre 2000 studenti universitari delle varie facoltà si contendono il primo posto sfidandosi in varie discipline sportive. La facoltà di medicina detiene il titolo dopo la vittoria dello scorso anno. Emanuela Corsi. Pronta per partire? Sì, anche emozionata, però sì, pronta. Una festa di studenti, di giovani e di sport. Sono oltre 2000 gli universitari in gara appartenenti ai vari dipartimenti dell'Università di Catania per contendersi il Palio d'Ateneo giunto alla 18ª edizione. La 3 giorni è partita mercoledì in Piazza Università, è proseguita ieri al villaggio turistico Le Capannine della Playa di Catania, dove si sono svolte le competizioni in spiaggia, per concludersi oggi negli impianti sportivi del CUS. Le 13 squadre in gara, ognuna composta da 160 atleti, si sfidano in diverse discipline sportive. Tantissimi giochi, molti giochi sportivi, ma anche giochi goliardici. Abbiamo le gare di atletica, quindi le gare veramente federali quasi, perché loro i ragazzi realmente c'è un agonismo, devo dire, proprio sfrenato. Tra i dipartimenti che si contendono il primo posto ci sono ingegneria, che con 12 vittorie detiene il record di edizioni vinte, e medicina, campione uscente. Chi lo vince questo palio? Diciamo, vabbè, scuola di medicina, non sono scaramantica. Un futuro ingegnere con la passione per il calcio. Sì. Com'è andata? Alla grande, abbiamo fatto 4 gol, abbiamo vinto 4-0 contro Agraria e speriamo di continuare su quest'onda. Com'è questo calcio a 5 femminile? Molto male, la sto vedendo. Sono brave? Lunga. Contro ingegneria è difficile, però troppi lanci lunghi, non c'è nessuno avanti, è difficile continuare così. Per i meno atletici ci sono poi i tornei di calciobalilla o di briscola. Abbiamo scelto lo sport più faticoso. Sì, a noi piace sudare. Si vede. Come sta andando? Beh, per il momento bene. Cioè, la squadra siete voi due? Sì, è loro due. Vi fate dei gesti, dei segnali? Più o meno, sì. Un messaggio di un evento come questo ha coinvolto migliaia di studenti, parte da Catania e dalla Sicilia. Ho ricevuto i complimenti da parte di tutti Cust Italia, qualcosa di veramente unico. Le gare proseguiranno fino a questa sera, quando si scoprirà la facoltà vincitrice della 18ª edizione del Palio d'Ateneo. Adesso ci fermiamo per una pausa, poi ritorneremo con un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale di oggi. Parliamo di calcio, partiamo con la Serie B, con il Palermo, ultima giornata del campionato cadetto. Il Palermo alle 20:30 sfiderà il Brescia al Barbera davanti a 30.000 spettatori per guadagnarsi un posto nei play-off. Ai rosanero serve una vittoria per avere la certezza di accedere agli spareggi per la promozione in Serie A. Ce ne parla Marco Gullà.
La carica dei 30.000 per spingere il Palermo verso i play-off. Ultimo atto del campionato di Serie B. Rosanero che è contro il Brescia. Stasera al Barbera si giocano la ghiotta occasione di accedere ai play-off. Basterà vincere per avere l'aritmetica certezza di poter allungare la propria stagione. Dietro c'è però la fila. È un passo falso, sicuramente costerebbe caro la formazione di Corini. Il Brescia giocherà per il pane quotidiano, ovvero la salvezza. Una sconfitta al Barbera potrebbe sancire la retrocessione diretta. Corini chiede una sola cosa: la vittoria. Abbiamo l'orgoglio alla 38esima giornata di essere ottavi e dunque vorrebbe dire avere la possibilità di fare i play-off. L'abbiamo spinta 2 mesi e mezzo fa, nonostante potessi venire qui da voi e continuare con la cantilena del consolidamento della categoria. Mi sono assunto la responsabilità. Oggi posso dire con orgoglio che saremmo dentro, ma manca un pezzo e di conseguenza questo pezzo bisogna andare a chiuderlo domani sera. Sapevo che Palermo avrebbe risposto come sta rispondendo, riempiendo lo stadio. Corini, oltre ai lungodegenti Elia e Di Mariano, perde Marconi per squalifica ma ritrova Brunori, e anche per l'ultimo turno della regular season il tecnico rosanero sembra volersi affidare alla formazione tipo, con Bettella a sinistra della difesa e Buttero ancora come esterno destro. Ballottaggio Tutino Soleri per affiancare Brunori con l'ex Parma che appare tuttavia favorito. A centrocampo conferme per Segre, Gomez e Verre, oltre 30.000 spettatori, record stagionale, fischio d'inizio alle 20:30. Vi aggiorneremo per tutto quello che riguarda il Palermo. Intanto non c'è pace per l'ACR Messina, che adesso è in vendita. Il presidente Pietro Sciotto ha consegnato simbolicamente il titolo sportivo al sindaco Basile per fare da garante nella cessione del club. 2 le trattative in corso. Ce ne parla Sergio Colosi. Sofferta ma inevitabile, ragionata e non istintiva, la decisione del presidente Pietro Sciotto di cedere il Messina potrebbe essere però, come l'anno scorso, una nuova provocazione per far uscire allo scoperto possibili acquirenti, salvo poi non trovare l'accordo. C'è chi pensa invece che Sciotto sia rimasto un uomo solo al comando, senza le condizioni per proseguire la sua esperienza nel club giallorosso. Dopo l'annuncio il presidente ha incontrato il sindaco Federico Basile, chiamato a fare da garante nella cessione. Da oggi il Messina è in vendita. Non ci sono più le condizioni di proseguire. Sono contento di quello che ho fatto. Ricordo che nel 2017 il Messina era fallito. Tante chiacchiere in quel mese di luglio. Tutti dovevano presentare manifestazioni di interesse al sindaco. Pietro Sciotto solo, dalla provincia di Messina, di Gualtieri si camminò, ha presentato richiesta di essere iscritto al campionato. Senza quella mia richiesta, un pezzo di carta, il Messina sarebbe partito, non so, terza, seconda, prima categoria, non lo so. E questo è importante. In questi anni ho vinto un campionato di Serie D e ho garantito oggi per il 3° anno consecutivo il professionismo, la Serie C. Quindi un campionato vinto e 3 da disputare la Serie C. 2 trattative in corso, ma c'è distanza economica tra le parti. La prima con un imprenditore romano nel settore cinematografico che ha già provato in passato senza successo l'acquisto dell'Alessandria e del Catania. L'offerta minore, ma forse più solida, riguarda invece un piemontese con origini siciliane che ha interessi a Dubai nel settore della navigazione. La mia decisione è irrevocabile. Mi auguro che si trovi un presidente serio e tifoso come me e che possa fare meglio di me. Agli interrogativi sul futuro si contrappone la certezza di dover pagare entro il prossimo 20 giugno 3 mensilità alla squadra per evitare punti di penalizzazione nella prossima stagione, al momento nel segno della più totale incertezza. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.